incominciamo questa serie. Come ci è stato chiesto da... Ci sono attaccato. Dove mi Ah, cos'è? Salve, cadetto numero 857. Dove si trova Milligan? Ok, arrivo subito, ok. Quello doveva essere Angel. Sono verdi, ma una è più gialla. Quella poi, anche se viene derapata, non si estingue. Anche se la voglia viene depredata, io mi sento arcare. Viene da questa roccia. Ma cos'è? Per questo la vita è un giardino. Baraglio monologo la la la. Milligan, eccoti! Ciao! Milligan. Dobbiamo tornare in guerra. Ok. Va bene ragazzi, vi presento Cap e Angel e siamo online. Cominciamo come da richiesta questa nuova partita. Vediamo un po' se ci caviamo le penne o se ce le lasciamo. Tanto per cambiare, siamo tutti affamatissimi, quindi si va a fare risorse ragazzi. Poi dobbiamo pure costruire una casa prima che ci accoppino. Sì, non me l'aspettavo comunque di aver fame. Con quel che ho mangiato ieri sera, dice. Ce l'ho ancora lì. Sto scavando la pietra. Il legno. Ok, allora, siccome ci è stato richiesto di fare un po' uno step by step, dove facciamo la casa e facciamo vedere un po' come si fa tutto, risorse, come si costruisce e magari un po' di strategia non guasterebbe per evitare di essere uccisi così subito di partenza. Per quanto riguarda l'hardcore che c'era stato richiesto è buggatissimo, per cui facciamo che siamo in hardcore e dobbiamo stare attentissimi. Non possiamo morire. Esatto, perciò l'hardcore l'abbiamo fatto noi di Playtime. Ok? Basta. Allora, io sto girando avanti e indietro come un imbecille, adesso devo cominciare a fare un po' di risorse per la casa. E prendiamo come di consueto a pugni un albero, perché è così che si fa. Non posso prenderlo a pugni, per quale ragione? Ok. Ho mangiato il narcoback, perfetto. Come hai mangiato Cap? Posso interagire. Milligan. Mi viene un dubbio bruttissimo. Vado un attimo a vedere la configurazione perché io non posso dare i pugni, quindi presumo che si sia... No, è un problema. Devi resettarti tutti i comandi, lo faccio anche me. Infatti sto andando nei comandi a vedere perché... Allora. Direi che per il resto siamo a posto, quindi applica, salva, allora, e prendi a pugno un albero. Ok, così. Sono Dora l'esploratrice. È piaciuto anche a me. Prendere a pugni l'albero, intendevo. Ecco Topolino. Si fa un male tremendo, ma piglia a pugni gli alberi. Sono Topolino. Perché lui è bastardo nel DNA. Ecco. Okay. Ragazzi, voi avete già un piccone o un'ascia? Ragazzi, volete un piccone? Sì, grazie. Qualcuno vuole un'ascia, un piccone, qualcosa? Io. Vi distribuisco tutto. Come Topolino come si lo vedo un po' strano come Topolino, ma vabbè. Prendete e usateli tutti. Esatto. Ah, ti ho dato 2 picconi. Notte. Mi hai dato l'accetta, mi hai dato l'accetta. Ah, ok, tieni. Voglio l'accetta. Niente, dove sei, amico? Sono qua. Tieni. Ti do anche una torcia. Una torcia. Oh, sono Topolino. Muscoloso. Allora, decidiamo dove far la casa. Battezziamo un punto per far la casa. Dove? Allora, Farei sempre dove abbiamo fatto. seguitemi. Stai zitto. Seguitemi. Bevo, ecco qua. Topolino si sta incavolando. Dove Sono sei, qua. Cap? E dov'è Cap? Eh. Oh, Topolino non è molto
gentile quando si arrabbia. Qua? Diventa gentile, diventa Dai, ma mi gentile. stanco con 2 passi, ma cos'è? Topolino! Adesso Sono io Topolino. Allora, adesso cominciamo a darci livelli arretrati e non... Eccoti qua. Vieni. 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 Prendi un po' Vieni. di legna che te. Ce l'ho già la legna. Andiamo. Adesso mi faranno parlare normale. Oh, allora, abbiamo detto questo, questo. Sono Topolino. Ah sì, abbiamo detto che facciamo passo passo. Queste sono le prime cose da fare. Perché non vedo? Allora, risulta utile. Le scarpe in tessuto si potranno fare un po' più avanti perché serve anche la pelle. Che stai tenendo il piede in alto? Bene ragazzi, oggi faremo una casetta. Se il mio personaggio, oltre a morire di fame ed essere stanco, riesce a essere anche utile a qualcuno, vado avanti. Ok, queste vedete sono le cose fondamentali, eh. L'ho ucciso. Non vedo più niente. Aiuto. C'è Ok, qualcuno? avrò pietà di questo affamato. Geneticamente. Allora, farà una casetta semplice. Ok, mentre i lupi stanno cantando, vedi, gentilmente stanno offrendo il concerto serale. Ho appena notato di avere troppe case nel C'è ancora inventario, casa? non si può muovere. Certamente, qua dove? Dove sei tu? Dove c'è quella persona? Sì. La chiave. Ok, allora. Topolino! Questa è casa sua. Magnati le bacche, magna tutto, magna. Allora. Basta È che la un piangi. parasauro. Quella è casa sua. Mettiamo qua. Casa sua. Ok, dove vuoi fare la casa? Dimmi. Io sto morendo. Oh, cavolo. Non avevo notato che sto per morire. Ecco qua. Ho bisogno di pacche, aiuto! Oh, Ah. bisogna di bacche. Beh, direi che mi sono abbastanza allineato. Intanto la registrazione sperimentale sta proseguendo nello studio avanzatissimo di Angel Raptor. Ho uno studio io. Avanzatissimo. Sì, ovviamente ce l'ho. Allora, Più che avanzato. Issimo. Del 2070. C'è la tartaruga! Ho fame, io ho Cominciamo a dare un'occhiata. Allora, ci troviamo a linea terreno di questa baia. Io sto registrando da ben 30 minuti. Da Ben Kenobi? Sì. No. fame. No, l'ho preso una sera. Però è stata bellissima perché nella parte mia di registrazione ci sarà tu che canti nel sottofondo la colonna sonora di Star Wars nel momento più mistico e si è sentito e c'è scritto hai defecato. Tu che defechi ogni mattina al sorgere del sole in riva al mare nella baia di molto tempo fa, dove si accumula tutta la cosa che si fa quando poi torna a riva, non so, tipo le alghe, eccetera eccetera, no? Mi sai dire che pronto? Pronto? Si è sentito qualcosa? No, perché c'è un tizio qua svenuto. Sono entrato per portare la pizza. Una volta la portavo a un altro studio che si chiamava in un altro modo, ma a uno che si chiamava Angel Raptor o qualcosa del genere. Adesso mi hanno ordinato una pizza qua, ma c'è un tizio intero svenuto. Vabbè, è morto.
Vabbè, io lascio la pizza qua, vi saluto. Ciao. Tanto il conto va arriva. Ciao. Ciao. Basta, io mi trasferisco. Ci trasferiamo da qua, non c'è niente. Allora, io sto già infatti progettando anche dove. Io so già dove. Se noi tiriamo dritto in quella direzione attraversando temerariamente il bosco, arriviamo, sai già dove. Tu sai chi. Andiamo là dove abitavo. Guarda la nella mappa. vita precedente. Nella vita precedente, sì. Ah, proprio in quel punto voglio andare. Questo è un chiaro riferimento all'altra serie di Ark, in cui le robe spazio-temporali sono diventate così, da mercato. Non è che abbiamo già provato un po' di partite. È la vita precedente. Sì. Sì? Se attraversiamo il bosco qua, seguendo il fiume, Fammi vedere. Allora, torrente, segniamo. No, sì. sbucchiamo. Ipotizziamo che. Molto vicino. Sì. Ma capo dov'è? Chi? Io? Io. No, io. Tu? Io. Ah, lui, ok. Io? Tu. No, ho craftato un pavimento. Hai craftato cap? Mai fatto? Ho cappato un craft. Dai, allora io devo evolvere, mi sento nelle vene l'evoluzione che sta crescendo, come dire, evolve, come dire, non lo so appunto, meglio che stia zitto, adesso vediamo. Io vado verso il torrente e se muoio ve ne accorgete, dai. Ah, però, ho delle armi da far schifo però, forse qualcosina in più dovevo farla. Io mi sto preparando i bagagli. Ipotizziamo. No, volevo dire, scusate, niente, non si può. Bene, ho distrutto tutto. Qualcuno mi può aiutare perché ha preso un po' troppo? Yep, sono qua. Non è che ho posso mangiato portare troppo. chissà che, ma... Quale Basta roba? che porti questi 40 di pietra. Andiamo. Sì, ho visto. Dammi un po' di pietra. È il massimo della velocità. Allora. Ah, ma aspetta, c'è Capo deve anche... aiutarci, giusto? C'è anche Sì. dell'altra roba qua che non mi serve Cap, a un Cap. benemerito beep. Adesso qua mangio tutto così mi svuoto. Cap, Ecco. volevo andare in barca perché sulla barca ci si può mettere la barca. Allora bisognerà costruirla. Le casse. Ok, barca. No, allora si chiama... Come si chiama? Zattera. Canoa. Zattera. Non so cosa vuoi fare. La zattera. Posso craftare la zattera. Vediamo se posso craftare. Mi manca tutti i materiali del mondo. E infatti, cosa avete fatto tutto sto tempo che non Allora- c'ero? Scusa, Allora mi serve. Allora, Legna c'è, vediamo. Benzina. Aspetta, prima devo Allora- ingrammarmi. stay cool. Stica. Stay cool. Allora, allora, ho detto già allora 27 volte. Allora. Quindi, ipotizzando che 1 più 1 fa 2, mi serve, non trovo più, 250 di legno, 87, allora devo farmare 70 di legno. Io sto farmando 70 del legno. E se io ce l'avevo già? E io lo farmo lo stesso. Farmati, ne ho 94. No, tranquillo. Ok. Guarda come cammina rallenti. Sì, dan 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 cha 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 dan 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 cha 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 dan 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 dan. Posso smettere? Ok. E ora server Ora 10 di fibra.
C'ho anche quella. Ho preso già 10 di fibra. Allora, io tanto non la posso fare perché non c'ho io abbastanza livelli per fare la zattera ancora. Expediente. Allora. Allora. Aspetta perché mi sposto prima di dirlo perché volevo pronunciare pterodattilo, ma avendo messo il filtro nuovo al microfono, sai, e pronunciando pterodattilo non vorrei. Non vorrei così. Ma c'è un delfino che sta lievitando. Ah no, si è decomposto. Serve levitando? Si è decomposto davanti ai miei occhi, però era in levitazione sull'acqua, fuori dall'acqua. A metà dell'acqua. Allora. Devo farmare un po' di pelle, quindi vado a caccia. Farmaccia? Cos'è? C'è un raptor che vola! T'ho detto che levitano qui, levitano, sono tutti guru. Ma è un film horror. Non è che l'ha fatta un indiano? L'ha fatto un indiano sta mappa? Sì. Vabbè, io sto girando avanti e indietro come un imbecille perché non ho livello, ma ho livello, ma non poco, ma insomma, sono né carne né pesce. Fra poco ho farmato, tranquillo, mi serviva un po' di pelle, adesso uccido una preda. Non ci voleva quella pausa. Sono stanco! Fermati un momento per rigenerarti. Dai, fra tutto quello che potevo trovare, due spinosauri che se provi ad attaccarli ti massacrano. Ti spinano. C'è gli spinosauri, vendono gli spini. Cioè, tipo, sono uno spinosauro. C'ho della roba buonissima. Che ne vuoi qualche grammo? Aspetta, quale roba? Lo spino, sì. Vabbè. Sono disidratato. Oh! Andiamo a bere. Bevi, rimpinzati. Ok. Però qualcosa. Allora. Fammi vedere che posso fare. Che posso sviluppare. Non posso sviluppare niente. No, c'ho ancora tanti punti. Ma che sto a dire? Ma che sto a fare? Allora. Volevo rovinarvi il Natale. Ok, devo uccidere altre prede. No, se ne ho già 40. 40 più 40, se la matematica non mi inganna, fa 3. Quindi in teoria esatto. Avremo tanta di pelle. Eccomi. Eccoti! E niente. E c'è andato via. Sono qua. Guarda, qui ci sono le ceste. Appoggiare. Addio casa. Eri così. No. Così. Ci mettiamo qua. Poi diciamo comportamento non seguirmi, no? E poi atterrerà, no? Non atterrerà. Ah, vuoi farlo andare sulla zattera? Mi hanno rovinato l'addio alla casa, ma è lo stesso. Eri così. Sembra che al turno la barca guarda il fuoco. Sì.